Il ruolo del giornalista d'inchiesta non è appannaggio maschile, forse visto così, come dire, un po' è un cliché, ma non è assolutamente così. Ci sono molte donne che si occupano appunto di giornalismo d'inchiesta, ma penso che sia importante anche definire che cos'è il giornalismo d'inchiesta. Il giornalismo d'inchiesta non si ferma alla denuncia della corruzione, per esempio, o di altri fatti criminosi, ma oggi l'inchiesta può comprendere tanti altri aspetti, può per esempio raccontare che cosa fanno dei grandi gruppi imprenditoriali molto lontano da qua nei confronti per esempio di popoli nativi, quindi molto lontano dall'Italia, ma ci sono anche delle trasmissioni che stanno andando per fortuna bene, questo secondo me è molto incoraggiante e mi dà molta speranza, anche tipi di giornalismi che sono chiamati morali, dove si cerca di indagare, quindi l'inchiesta la si fa anche all'interno della persona che si va ad intervistare, quindi più storie che documenti dove si cercano di ricostruire le varie scatole cinesi che stanno dietro per esempio a delle imprese o dei sistemi criminali. Il ruolo del giornalista in generale è cambiato con l'avvento dei social, naturalmente perché diciamo c'è una maggiore velocità non solo nel dare le notizie e talvolta avendo anche molto meno tempo nel verificarle, perché ormai tutto scorre molto veloce con questi social, con l'online, quindi è cambiata anche il ruolo del giornalista della carta stampata, per esempio, che da dove vengo anch'io, quando c'era una maggiore forse cura, se vogliamo, nell'avere riscontri e quindi si sa che la notizia comunque usciva il giorno successivo. Oggi è dato tutto subito e c'è questa possibilità anche di correggere cammin facendo le varie notizie. Non sempre, ecco, le persone purtroppo hanno la preparazione per poter anche discernere una fake da una notizia reale, quindi molto spesso rimangono anche notizie che non sono state verificate, che non sono vere.